Anche quest'anno ci troviamo a Düsseldorf insieme allo stand dell'Elan, insieme all'Università Bellica Parco Legrignano e quindi alla Barcolana. Un matrimonio che è nato circa un anno e mezzo fa per questi due e che ha vissuto vari momenti, tra cui l'anno scorso, quest'anno, e ha visto il suo apice a ottobre l'anno scorso, quando c'è stata l'estrazione dell'Elan 210 alle premiazioni della regata. Un matrimonio che nasce dal fatto che sia il cantiere Elan che i portatori e la società Bellica Parco Legrignano facciamo parte della stessa macro regione e tutti ci affacciamo sul Golfo di Trieste. Il cantiere Elan si trova nella zona di Tre Confini, un'ora e mezza sopra Trieste, noi siamo a Grado, la Parco Legrignano sappiamo tutti dov'è ed è appunto il cuore di questa macro regione, il cuore del Golfo di Trieste, il cuore del mare che tutti quanti vediamo. Ringraziamo certamente la Parco Legrignano che ci sta, con il quale stiamo facendo questo percorso, siamo molto contenti e non posso che dire a tutti quelli che amano la vela, che amano andare in barca, di venire ottobre prossimo a Trieste a vivere la regata, di iscriversi alla Barcolana, di venire almeno una volta, perché sono sicuro che se verranno una volta non potranno fare a meno di venire per sempre.